E no, allo Stadio Friuli di Udine non si sta organizzando un torneo di beach soccer, ma semplicemente si stanno facendo dei lavori di rizzollatura del terreno in vista della finale di Supercoppa europea del prossimo 13 agosto tra Tottenham e Paris Saint-Germain per avere un campo di livello superiore. Stiamo completamente rizollando il terreno del campo dello stadio, questa è un'attività che stiamo facendo in accordo con la UEFA e avremo appunto il 13 agosto un campo davvero eccezionale che poi come legacy, come eredità ce lo utilizzeremo noi dell'Udinese in tutte le partite di campionato per i prossimi campionati. Un progetto che la UEFA pagherà quasi €500.000, un intervento di cui poi usufruirà la squadra del club bianconero. Per questo si sono scelti soltanto materiali di primissima scelta, arrivati dalle varie eccellenze italiane per il nuovo campo misto artificiale rinforzato. Il lavoro è diviso per fasi, la prima fase ha previsto lo scotico completo di tutto il terreno preesistente che è stato raschiato per una profondità di 6 centimetri. Adesso viene stesa la sabbia, che anche questa è una sabbia particolare perché poi bisogna sempre, in questo tipo di attività c'è una continua ricerca e cura di tutti i dettagli. Questa è una sabbia speciale che avviene dalle sponde del Po, una sabbia silicea. Una volta che la sabbia sarà stesa e il campo e la superficie completamente livellata, verranno stese le zolle, la nuova erba. L'erba è coltivata in un vivaio a Verona e successivamente, una volta stese le zolle dell'erba, si passerà con una macchina che andrà a cucire letteralmente le zolle di erba al sottofondo. A intervento ultimato praticamente ci sarà un 10% di erba sintetica rispetto all'erba naturale. E quindi il messaggio tra le righe a Mister Rooney e ai suoi giocatori è d'obbligo: per gli errori tecnici non ci saranno più alibi. Anche i nostri tecnici richiedono degli standard di qualità molto alti e sono molto esigenti giustamente su quello che sono le superfici dei campi, tanto del campo principale quanto dei campi di allenamento. Allora è giusto dare questa soddisfazione anche ai nostri giocatori. Diciamo che le scuse verranno gradualmente meno.